A Lignano è ufficialmente scattata la Vasco Rossi Mania. In attesa dell'esibizione del rocker di Zocca, che sabato 18 aprirà il suo tour proprio allo stadio Tegil, Steph Burns e Will Hunt, rispettivamente chitarrista e batterista di Vasco, hanno letteralmente conquistato gli ospiti del Tenda Bar di Pineta, esibendosi a sorpresa nel locale simbolo dell'intrattenimento lignanese. Anche se arrivati da soli pochi giorni per prepararsi alla data zero del tour Livecom 2016, Vasco e la sua band stanno già emozionando i fan e i turisti presenti a Lignano. Sorseggiando un'alba chiara, l'inedito cocktail creato dai barman del Tenda Bar come omaggio al mitico Vasco, Steph e Will hanno salutato i presenti dando loro appuntamento ufficiale al concerto di sabato. Buonasera, benvenuti in diretta Telefriuli Estate Live, in diretta in esterna da Lignano Sabbiadoro. Siamo praticamente fuori dallo stadio Tegil. Tra poco, attorno alle 21, seguiremo le prove generali del concerto di Vasco Rossi che si terrà in diretta sabato 18 giugno da qui, ma subito vi vado a presentare gli ospiti che hanno un po' aspettato, quindi li ringrazio per essere stati in mia compagnia. Luigi Sutto del Consorzio Albergatori e il Vico Meroi, che è il vice sindaco di Lignano Sabbiadoro. Partiamo da lei perché c'è stata una grande accoglienza, c'è stata una bella organizzazione del consorzio per avere sempre più gente qui, grazie anche all'arrivo di Vasco Rossi. Beh, intanto bisogna dire che l'eco mediatico di questo evento è stato importante da subito. Dopo l'ufficializzazione della data di questa tappa zero sono cominciati immediatamente a fioccare richieste e prenotazioni, quindi già il primo risultato è stato ottenuto, ma proprio il fatto che tutti ne fossero venuti a sapere è stata una grossa promozione per il nome di Lignano. Le prenotazioni sono di un giorno o due, quindi non è qualcosa che determina una stagione buona o un'altra, però siamo di fronte a un evento che ha portato in evidenza sicuramente la nostra località. Per quanto riguarda il nostro ruolo, abbiamo cercato di fare il meglio per accogliere questa organizzazione. Prima lo staff tecnico, che mi pare conti un'ottantina di persone, abbiamo trovato delle sistemazioni in hotel che fossero anche logisticamente ben sistemate, comunque era il minimo che potessimo fare. Poi ci siamo organizzati anche per offrire all'interno dei pacchetti che conteneva il biglietto per ingresso, di offrire il weekend con 3 giorni, di regalare il costo del biglietto agli ospiti che prenotavano. Quindi una vetrina importante per Lignano Sabbiadoro. È stato importante l'arrivo di Vasco Rossi anche per tutti i fan che oggi pomeriggio per esempio erano qui numerosi, arriveranno attorno alle 21 per assistere appunto alle prove generali. Arriveranno in tanti, circa 22.000 sabato qui a Lignano, per cui questa è stata una cosa positiva per l'inizio di una stagione che magari non si sa mai come può andare. Diciamo 22-23 mila sono quelli che lo stadio conterrà, esatto. Ma si conterà che fuori ce ne saranno, non dico altrettanti, ma sicuramente moltissimi, perché da quello che capisco fuori il concerto è godibile quanto dentro, solo che non sia dentro. Ripeto, è una grandissima evidenza, ne parlavo prima con il vice sindaco, che c'è ancora qualcuno che ricorda Lignano perché era la sede del Festival Bar. Quindi questi eventi portano grande luce, grande evidenza e dimostra che la località è capace di accogliere e organizzare eventi di questo tipo, che è molto importante anche per eventualmente eventi nel prossimo futuro, per i quali ci candidiamo. Bene. Io ringrazio Luigi Sutto che ha un impegno, insomma, è rimasto qui con me in compagnia, e ringrazio anche Vico Meroi perché lui sta lavorando questa sera per l'organizzazione delle prove e non solo. C'è stato tanto lavoro, però un orgoglio avere qui Vasco Rossi. Sì, un orgoglio, una soddisfazione e una giusta fatica che si ottiene naturalmente dopo giorni, anzi io direi mesi di lavoro dietro, e in questi giorni si stanno affinando quello che è stato già programmato. Chiaro che l'attenzione è massima fino a domenica perché
al di là dell'evento che è bello di suo, c'è la necessità anche per gli ospiti che vedono lo stadio, ma anche chi li accompagna, perché noi speriamo che al di là dell'appassionato ci sia anche persone che accompagnano l'appassionato, perché siamo una città turistica. Questo evento è un grosso investimento pro futuro, ma soprattutto non solo per una visibilità mediatica, ma anche per un'opportunità diretta per chi viene a soggiornare. Quindi vogliamo che queste persone si trovino al meglio. L'auspicio è che naturalmente i disagi siano ridotti al minimo, perché il lavoro viene fatto bene non solo quando prendi un nome, ma quando anche lo riconsegni. Per cui anche gli organizzatori, Live Nation Italia e PS Italia, che sono, diciamo, le due aziende che di fatto hanno portato Vasco Rossi qua, hanno creduto sul progetto Lignano, soprattutto per la fruibilità che abbiamo in questo impianto, che è molto comodo per la lavorazione di un palco così importante. Questo è il palco identico a quello che viene montato a Roma. E la scelta rispetto a un concerto normale, chiaramente l'artista la fa a monte, però anche l'opportunità di fare 20 giorni di lavorazioni qua per noi è un esperimento pro futuro, per dimostrare a questi grandi organizzatori di tour importantissimi a livello mondiale che questa è una piattaforma che si può sfruttare non solo nella logistica ma anche nell'accoglienza, perché uno dei problemi è sì, puoi trovare un luogo come fanno in tante parti in mezzo ai campi, ma dopo dove va a dormire la gente, dove mangia la gente, e quindi io penso che Lignano abbia tutte queste caratteristiche messe assieme. Senti, il palco è magnifico, adesso stanno provando le luci e poi quando iniziano a provare davvero chissà se riusciremo a sentirci, perché siamo vicinissimi e vogliamo proprio vivere le prove in diretta. Hai visto Vasco in questi giorni tu da vicino? Allora, ho avuto un paio di occasioni per incrociarlo. Però ho avuto l'opportunità una volta sola che me l'hanno presentato come benvenuto, naturalmente, e io sono anche un suo fan, per cui il suo entourage mi ha presentato tanto come vice sindaco, ma ha subito messo le mani, guarda che è anche un tuo fan, come dire, ci capisce qualcosa. E c'è stato uno scambio di saluti molto semplice, per cui da persone cordiali, poi lui è una persona molto tranquilla. È chiaro che intorno c'è un mito e quindi capisco anche la sua precauzione nel magari non andare spesso a contatto con la gente, che però è vero fino a un certo punto, perché i tanti ragazzi che in questi giorni hanno presidiato il parcheggio, ed è una delle cose più belle anche da ragazzo di Lignano che è cresciuto insomma un po' a pane e Vasco, è aver visto nel parcheggio amici coetanei che si mettevano sui tetti delle macchine per sentire le prove e poi andavano dietro per tentare di farsi gli autografi. Ebbene, la maggior parte di questi ha avuto l'autografo, cioè io non ce l'ho l'autografo di Vasco, giusto per farvi capire. Lui è uscito 2 volte a dare l'autografo e fa anche l'aspettava, una dimostrazione non solo di un'umanità ma di una professionalità e un'intelligenza dell'artista che va oltre il suo mito discografico. Vico, ti ringrazio per essere stato qui in mia compagnia, ti lascio andare a lavoro e bocca al lupo per l'evento. Ciao, ciao, arrivederci. Intanto, come senti... Eccolo qua, siamo in diretta, vieni pure, Gigi Nardini è qui con noi con Caro Vasco, sono disperato, non ho trovato il biglietto, desidero vedere il tuo concerto. Grazie Gigi Nardini. Sì, così anche a nome di altri ragazzi, buona serata a tutti, un abbraccio. Veramente è un avvenimento, è un evento meraviglioso questo, però non trovare il biglietto come tantissimi ragazzi subito dopo che hanno messo su internet, e così abbiamo pensato di fare un semplice appello a Vasco finché si possa trovare un biglietto. Quindi dove ti metti adesso? Ad aspettare che eventualmente mi lasciano entrare, ecco, ho la speranza di farcela. Gigi, grazie per essere stato qui. Ciao Gigi, noi abbiamo registrato nel pomeriggio alcune interviste perché già dalle 5 tanti fan sono accorsi per seguire le prove del pomeriggio in attesa delle prove generali delle 21. Sono le 20:50 e stiamo sentendo già i primi suoni, però andiamo a sentire che cosa ci hanno detto nel pomeriggio i fan che abbiamo intervistato e poi ritorneremo in diretta dal parcheggio praticamente dello stadio Tegil, sentiremo anche il sindaco di Lignano Luca Fanotto, andremo a sentire altri fan e vi daremo anche altri contributi che abbiamo registrato nel pomeriggio e naturalmente seguiremo le prove generali del concerto di Vasco Rossi.
c'è chi arriva dal Friuli, ma non solo, tanti anche da fuori regione. Partiamo da dei friulani che hanno già però martedì sono già riusciti ad avere un autografo da Vasco. Lei come si chiama? Da dove viene? Io sono Morgana e vengo da Capriva, provincia di Gorizia. Allora, martedì cosa è successo? Che siamo stati premiati alle 9:30, è venuto lì e ci ha stretto le mani, ci ha fatto gli autografi. Grandissimo. Quindi è stata una grande emozione. Sì. E oggi non potevate perdere le prove generali? Non potevo. Rimarrete qui anche questa sera? Sì, rimaniamo anche questa sera, anche perché sabato, non potendo venire al concerto per motivi di lavoro, approfittiamo di questa bella serata. Andiamo dagli amici di Caorle, non solo, partendo da te, tu di dove sei, come ti chiami? Io vengo dalla Sardegna, mi chiamo Marco. Ah, perché vedi, vedevo Caorle, invece fanno parte del club, evidentemente poi li presenteremo. Dalla Sardegna per Vasco oggi? Dalla Sardegna per Vasco, sì. Come vi siete organizzati? Dormirete qui? Noi abbiamo già dormito qui già da 3 notti, ma lo facciamo con piacere perché ormai ci conosciamo tutti, siamo sempre noi a fare certe cose, quindi per noi è sempre una festa, non è un sacrificio. Cioè lo è anche da un certo punto di vista, però per Vasco è il minimo. Senti, che cosa ti aspetti dal concerto, dalle prove generali, una canzone che per te ha un significato particolare? Allora, quest'anno siamo molto contenti dell'apertura, perché fare una canzone che non si sentiva dal 99 è per noi una canzone che ha tutto, perché parte lenta e poi un'esplosione fantastica, quindi, però non ve la dico perché non vorrei farvi uno spoiler, quindi vi divertirete, bello, bello. Andiamo da loro che hanno la maglietta appunto del Vasco Fan Club Caorle. Arrivate da Caorle voi? Sì, io sono di Caorle, il mio amico è di... La maglietta in macchina. Però fa sempre... Allora, innanzitutto come vi chiamate? Nicola? Luigi Striuli Cecè, nonché presidente del Vasco Fan Club Caorle. Caorle. Io sono Giovanni e sono il fan numero 1 del fan club di Luigi Striuli Cecè di Caorle. Da Lecco. Da Lecco, arrivo da Lecco, sì. Bene, quindi c'è un gemellaggio in sostanza. C'è un fratellame anche però. Intanto arrivano tantissimi qui. Amici di grado che sono sempre, fanno parte sempre di Caorle, Allora, venite anche voi qui così vi sentiamo tutti. Voi vi siete organizzate alla grande per il concerto, no? Noi siamo organizzato la corriera, siamo una cinquantina che veniamo su in corriera, più i barchini, perché Caorle giustamente abbiamo 5-6 barchini che partiranno per venire su a vedere Vasco e niente, siamo un bel gruppo affiatato. Ma è da giorni che seguite le prove nei pomeriggi, che sensazioni avete avuto? Io sono arrivato ieri sera insieme alla mia fidanzata che si sta addormentando là in tenda perché dormire poi è difficile, e oggi per noi è il primo giorno che sentiremo, diciamo, la sua voce uscire da qui. E insomma siamo qua per conquistarci un po', diciamo, la prima fila e viverci il concerto a pochi metri da lui, guardarlo in faccia e insomma magari scambiare anche qualche sguardo se siamo fortunati. E niente, è sempre una festa comunque. Abbiamo fatto Siete degli affezionati, seguite sempre le tappe del io tour? dal 90 che vado a vedere, 91 che vado a vedere Vasco. 1984. Lei 84, lei 91. È un po' più vecchio, si vede. Sì, si vede, i capelli. Abbiamo fatto anche le magliette apposta, come lei può vedere. Voglio andare al mare, sì. Qua c'è il mare, ma noi veniamo per Vasco. Voglio andare al mare. Tutto ha un senso, come dice Vasco. Bene. Sì. Qual è la canzone per voi riferimento di Vasco Rossi? Per me è Vivere è una favola. Per lei? Sally. Selli. Per te? C'è chi dice no. C'è chi dice no. Anche quella per me. L'altro Perché... ieri ha aspettato che io scendessi dalla macchina e l'ha iniziata. Bene. Tutto ha un senso. Lunedì, cioè. Tutto ha un senso. Basta, non ho parole. Telefriuli Estate in diretta da Lignano Sabbiadoro, dallo stadio Tegil. Stiamo seguendo le prove generali del concerto di Vasco Rossi che si terrà sabato 18 giugno proprio da qui. E in apertura di trasmissione abbiamo sentito l'esibizione di Steph Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, e Will Hunt, che è il batterista. Perché? Perché loro si sono esibiti domenica sera a sorpresa al Tenda Bar e vi abbiamo proposto nella nostra copertina le immagini di questo evento che ha rallegrato naturalmente tutti i fan di Vasco Rossi e non solo. Qui vicino a me c'è il sindaco Luca Fanotto, non potevamo iniziare senza il suo saluto. Oggi 4 ore e mezza rinchiuso per lavorare appunto per il concerto di Vasco Rossi.
Assolutamente, oggi c'è stata la Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo che ha fatto il sopralluogo proprio per rilasciare il parere legato all'agibilità al provvedimento per autorizzare sostanzialmente il concerto di sabato. Io per questo vorrei innanzitutto ringraziare anche la dottoressa Allegretto che ha presieduto la Commissione proprio per la puntualità con la quale sono state fatte le analisi ed è stato fatto anche il controllo, ecco, sulle strutture. Devo dire che è un grande lavoro questo, ma è un lavoro che sicuramente ripaga e ripagherà, perché Lignano con anche questo concerto si candida ad ospitare altri eventi di portata internazionale. Sono stati fatti dei lavori di adeguamento allo stadio comunale Tegil da parte della nostra amministrazione proprio per aumentare anche la capienza, da 13.000 l'abbiamo portata a 22.500, quindi per offrire naturalmente uno spettacolo unico a una moltitudine di spettatori, di ospiti che possono anche trovare ovviamente tutta una serie di servizi su questo territorio, perché la nostra località è una località attrezzata, una località turistica che offre sia sotto profilo logistico, sia sotto profilo ricettivo, sia sotto profilo dell'intrattenimento veramente grandi opportunità. Ma il sindaco Fanotto ha visto da vicino Vasco in questi giorni? Io l'ho visto solo di sfuggita ieri quando aveva concluso la prova e mi è passato di fianco, ecco, e basta. Quindi Vasco io non l'ho conosciuto personalmente, a differenza del vice sindaco che gli ha stretto la mano. Deve essere vice sindaco, questo Esatto, però lui diciamo che devo riconoscere ha manifestato veramente un grande impegno, è sempre stato qui anche di supporto a tutte le esigenze che avevano gli organizzatori per quanto riguarda l'allestimento del palco e delle attrezzature, quindi veramente un grande lavoro di squadra e una grande opportunità per il nostro territorio. Siete pronti ad ospitare 22.000, anche più, perché il parcheggio chissà quanti fan arriveranno a sentire da fuori il concerto? Assolutamente, è stato adottato anche un piano speciale di carattere viabilistico che abbiamo cercato anche di comunicare alla stampa e sulla nostra pagina Facebook del Comune, dove si trovano tutte quante le indicazioni delle aree a parcheggio sia gratuito che a pagamento. Oltre a questo ci saranno anche alcune vie che perimetrano lo stadio Tegil dove verrà sostanzialmente istituito un senso unico di marcia e quindi le macchine potranno anche parcheggiare lungo tutto l'asse viario delle vie che perimetrano appunto lo stadio Tegil. Quindi un grande lavoro anche qua di programmazione, d'accordo anche di concerto con la SAF che ha rinforzato il trasporto pubblico locale per facilitare i collegamenti lungo tutto il nostro territorio, anche delle aree più limitrofe dove si trovano anche delle aree a parcheggio. Quindi diciamo abbiamo cercato di calibrare una programmazione e un aumento dei servizi per rendere il meno disagevole possibile ovviamente l'afflusso ma soprattutto l'uscita dopo il concerto. Io ho parlato anche con molti operatori che hanno avuto il tutto esaurito in vista proprio del concerto e questo non ci può fare che piacere, voglio dire, perché è stato proprio un investimento voluto dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul nostro territorio e, come ho già detto, una grande opportunità di promozione, perché insomma il personaggio, l'artista è conosciuto su un piano internazionale, ha la capacità di attrarre veramente un grandissimo richiamo di pubblico, ma soprattutto ha la capacità di portare il nome della città che ha l'onore e il piacere di ospitare la sua data zero in tutto quanto il mondo, Italia e anche i paesi limitrofi a noi, tanto che la vendita di biglietti, da quanto mi dicono gli organizzatori, si è avuta anche in Slovenia, in Austria e in alcuni paesi limitrofi, quindi diciamo tutti i presupposti per avere un grande evento di divertimento per tutti. Allora io ringrazio il sindaco, non la faccio cantare perché ho fatto cantare i fan oggi pomeriggio. Sicuramente meglio. Grazie sindaco e buona serata e buon lavoro. Grazie a tutti quanti voi, grazie Alexis e anche grazie a tutti i telespettatori di Telefriuli.
Grazie Sindaco. Allora, come vi dicevo, ho fatto cantare i fan, tanti fan che sono accorsi nel pomeriggio, i vari fan club di Caorle, Bertiolo, c'è chi è arrivato anche da Milano, ci siamo spostati, siamo andati vicino ad uno striscione che loro hanno preparato per dare il benvenuto a Vasco Rossi. Allora andiamo a vederli assieme. Guardate che belli che sono i ragazzi del fan club, fate una cantatina in diretta per Telefriuli Estate. Olè, 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 Vasco, Vasco, olè, 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 Vasco, Vasco. Benvenuto tra noi Vasco, un evento che è stato creato dal vostro fan club Zocca Portogruaro Friuli. Vediamo questo bel manifesto che avete creato voi per pubblicizzare questo evento, Presidente. Sì, ed è un omaggio grande che cerchiamo di fare con tanto affetto al comandante, nonché Vasco, perché Vasco Rossi, perché quando arriva da solo è Vasco, oggi arriva Vasco Rossi, il mito, ok? No, perché lo dice lui, ci tiene lui, Vasco Rossi, Allora, fan club Vasco Portogruaro, fan club Vasco Pordenone, Bertiolo e poi andremo anche dagli amici là in fondo. Ma partiamo da Caorle, perché abbiamo anche gli amici da Caorle, ma non solo, perché la signora arriva da Milano. Da Milano? Sì. Solo per Vasco? Solo per Vasco, esclusivamente per Vasco. Siete in due da Milano che arrivate per Vasco? Primo concerto che seguite? No. Assolutamente no. 33. 33, esatto. Ma cos'è che vi piace di Vasco Rossi? I testi. Un poeta, veramente unico. Quindi stasera seguirete le prove generali. Siamo qua da lunedì. Da lunedì. Invece andiamo da questa parte, da te, che prima volevi cantarci una canzone di Vasco. Qual è la canzone per eccellenza che tu ritieni la più importante per magari la tua vita, anche magari ha un significato particolare per te? Allora, diciamo che la canzone che io preferisco è sicuramente La Noia, perché rappresenta un po' quella che è stata l'inizio della carriera di Vasco, dove lui immagina anche un finale che ritornerà nel suo paesello da dove tutto il finale è iniziato, e termina con una frase che dice: strano, sai, ma per noi tutto l'infinito finisce qui. Quindi è proprio rappresentativa di tutto quello che è Vasco, attuale, presente, passato e futuro. La tua canzone di Vasco? Per me è Vivere è una favola. La vivere è una favola. Vivere è una favola. Per il Presidente? Ma mi piace tanto Credi davvero, è una canzone molto bella, Credi davvero, perché a me il ritmo di quella canzone ma anche le parole mi piacciono tantissimo. Certo. Andiamo avanti, sentiamo un po' le ragazze, un po' fan di Vasco Rossi, cerchiamo di capire qual è la vostra canzone. Prima di tutto per me viene Sally, perché descrive dei periodi della mia vita, anche tatuata. Una frase in particolare, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. Penso che per tatuarsi questa frase prima di tutto bisogna capire il significato e bisogna averlo dentro. Come ti chiami, da dove vieni? Stefania, 13°. Ah, quindi friulana. Tu di dove sei? Sicilia. Siciliana, come ti chiami? Fina. Senti, raccontami un po', qual è la tua canzone invece? Sono ancora in coma. E le canzoni vecchie. Amo le canzoni vecchie di Vasco. Ah, bene. Per te invece, tu di dove sei? Io di Lignano. Ah, di Lignano. Come ti chiami? Io Bruno. Senti Bruno, per te quindi giochi in casa in sostanza, avendo Vasco qui. Qual è la tua canzone di riferimento oppure un tuo pensiero appunto sull'arrivo di Vasco a Lignano? Oh, siamo soli, bella. Sì, molto allegra. Com'è cambiata Lignano con l'arrivo di Vasco Rossi secondo te? Beh, si è riempita molto di turisti e questo è molto bello a Lignano, sì. C'è molto movimento, molti ragazzi. Andiamo avanti, proseguiamo presentando chi? Sonia, vicepresidente del Vasco Fan Club. Emozionata perché seguire le prove generali poi il concerto credo che sia un'emozione unica. Sì, diciamo che per quanti concerti una persona possa vedere di Vasco è sempre comunque un'emozione nuova, è sempre un po' ricominciare da capo sostanzialmente. E qual è la canzone di riferimento per lei? Ma per me personalmente c'è chi dice no. È un pugno nello stomaco, soprattutto quando Vasco cantava contro l'ipocrisia, contro l'ambiguità delle persone, quindi sicuramente è una bella valvola di sfogo, cantarla allo stadio quantomeno.
Andiamo da questo gruppo che fa parte del club Di Bertiolo. di Bertiolo. Quindi friulani, come ti chiami? Luca, di Bertiolo. Senti Luca, quanti concerti hai seguito tu di Vasco? Beh, per adesso una quindicina. Per adesso, chissà quanti ne seguirai altri. Secondo si riesce. Quando hai saputo dell'arrivo di Vasco a Legnano, cosa hai pensato? Sei stato in fibrillazione? Subito, sai che si doveva venire. Siamo in casa, quindi approfittare. La canzone di riferimento? È del tempo che eroi. Perché? Perché secondo me rappresenta la vita. Sì. Era proprio il significato della vita per te. Tu come ti chiami? Giovanna. Anche tu da Bertiolo? Sì. Bene. E la canzone di riferimento per te? Quanti anni hai? Bella, bella. Quella la senti tua? Sì, perché rappresenta un periodo della mia vita e poi quando l'ho sentita per la prima volta al mio primo concerto, brividi e lacrime. Anche lei di Bertiolo? No, Camino, tagliamento. Ecco. Come si chiama? Mauro. Mauro, che cosa significa per lei assistere al concerto di Vasco Rossi? Insomma, è un bel evento, dai. Un'emozione unica? Sì, sì, sì. La canzone? Sally. Sally? Sì. Sapeva che a Legnano hanno ideato un cocktail che si chiama Sally, oltre che Alba Chiara? Ah, lo sapeva? L'ha provato? No. Non ancora? No. Dopo il concerto magari? Se non si guida. Allora andiamo da questi ragazzi, è vero che noi viviamo solo per te, Vasco Rossi Fan Club Cagli, e c'è l'autografo di Vasco, è questo mi dicono? Mi confermate che è l'autografo di Vasco? Me lo conferma lei? Sì, lo confermo perché lui mi ha detto che è l'autografo di Vasco, perché sono di Pordenone, quindi di conseguenza sto dando una mano a loro, è così. Ma noi ci fidiamo, è l'autografo di Vasco Rossi e comunque voi siete... Allora mi sposto da questa parte. Ce l'ha fatta a Zocca un anno fa. A Zocca un anno fa, come ti chiami tu? Luca. E com'è stato questo incontro? Eravamo a casa sua. A casa di Vasco? Sì, e ci ha autografato lo striscione. Cioè vi ha offerto un caffè, vi ha chiamato no. e vi ha offerto un caffè? No, non è che ci ha chiamato. Quando lui viene a Zocca è sempre pieno di gente. Non è che ci accoglie, scende giù con noi per la strada e niente. E com'è Vasco così come persona? È molto umile. Sì. Sì. È bello star con lui? Sì. Sì. Allora facciamo un applauso, un canto finale? Proviamo? Proviamo, Presidente? Possiamo fare la noia. La noia. Chiara. Alba Chiara? Dai, proviamo. Proviamo Alba Chiara, ragazzi. Decide il Presidente, Alba Chiara. Dai, proviamo. Vai. Respiri piano per non fare rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare l'attenzione, in particolare, solo per farti guardare. Bravi ragazzi, bravi, complimenti ai fan club di Vasco Rossi. Insieme a Telefriuli Estate in diretta da Legnano Sabbiadoro, dallo stadio Tegil, per seguire in diretta le prove generali del concerto di Vasco Rossi. Prima eravamo in diretta e Vasco Rossi è arrivato praticamente dietro allo stadio, ma noi grazie a Stefano da Sacile abbiamo il video del suo arrivo e volevo commentarlo prima di lanciarlo con la collega del Messaggero Viviana Zamarian. Grazie per essere qui. Grazie a voi, buonasera a tutti. Sì, una decina di minuti fa, un quarto d'ora fa, Vasco è arrivato al Tegil e prima di iniziare le prove generali della data zero, appunto, che si svolgerà sabato, ha deciso di concedersi al suo popolo, al suo pubblico. Quindi è sceso dal suo pulmino grigio metallizzato con cui arriva ogni giorno e ha deciso appunto di scambiare autografi, fare dei video. Ha girato anche lui stesso un video, quindi probabilmente poi lo caricherà su Facebook e ovviamente i fan sono andati in delirio perché finalmente hanno potuto vedere da vicino il suo idolo, a conferma del legame forte che c'è tra Vasco e i suoi fan. Allora vediamo assieme il video in diretta che ci è arrivato, che ho girato subito a Pierangelo Buttazzoni in regia, lo vediamo insieme in diretta. Davide, eccolo! Oh madonna, è lì con la camicia azzurra, il berretto nero. Ciao Vasco!
Vasco Rossi con i suoi fan a Lignano Sabbiadoro allo stadio Tegil. Che settimana è stata? Tu che hai seguito da vicino questo evento, tra l'altro sei una fan anche tu, quindi probabilmente lo vivi con grande emozione. Questo sicuramente, assolutamente. Diciamo che per Lignano è stata una settimana di grandissima emozione, anche perché si pensa che Lignano lo aspettava da 25 anni, adesso stiamo ascoltando e partirà con lo show, che è la prima canzone diciamo della scaletta, e quindi c'è già una grande emozione, i fan si stanno accalcando vicino ai cancelli per seguirlo, e perché effettivamente è una grandissima attesa. Dicevo che Lignano lo stava aspettando da 25 anni, da oltre 25 anni, perché il 2 agosto del 1989 Vasco si esibì proprio qui al Tegil, portando, adesso inizia la musica, portando il tour Liberi Liberi, e quindi è un abbraccio grandissimo quello che Lignano ha voluto dare al suo comandante, e i fan, alcuni sono da lunedì fuori accampati che lo stanno aspettando, quindi veramente un'emozione forte, forte per tutti. Beh, è un'emozione anche per noi essere qua, perché adesso si sente poco e niente. Viviana, volevo chiederti anche un po' sulla scaletta, se hai qualche anticipazione sulla scaletta del concerto. Sarà un viaggio tra passato e presente, ci saranno grandissimi successi, come c'è chi dice no, Deviazioni, un gran bel film, ovviamente l'immancabile Alba Chiara, ma ci saranno anche ultimi successi come Accidenti come sei bella, L'uomo semplice, quindi sarà veramente una scaletta emozionante che ci riporterà indietro ma nello stesso tempo al presente, quindi un grande concerto, sì? Così riusciamo a seguire in diretta le prove. Vasco è iniziato adesso, quindi diciamo che la scaletta ripropone dei vecchi pezzi, però che rimangono sempre nel cuore dei tanti fan. Sì, io ho parlato con molti fan queste settimane e ovviamente è un affetto che dura da tantissimi anni. Ho parlato con una signora che lo segue da oltre 40, da quando aveva 28 anni e lei ne ha 66, quindi è un amore grandissimo. Ci sono pezzi indimenticabili come Selli, come Una canzone per te, come Alba Chiara, che fanno brivido solo al pensiero, quindi veramente c'è molta emozione, veramente è un'atmosfera che a Lignano non si respirava da un bel po', ed è un'atmosfera di gioia, di adrenalina, veramente grazie a Vasco, grazie al suo staff, grazie al suo popolo. Senti, posso chiederti qual è la tua canzone di Vasco che è nel cuore? Nel cuore ne ho tante, sì, nel cuore ne ho tante, sicuramente è un gran bel film, mi emoziona e mi emoziona anche sicuramente Selli rimane nel cuore. Ieri è uscito Vasco, oltre a questa sera, appunto prima avevo visto il video, quasi quasi lo stavi vedendo tu, eh? Ebbene sì, purtroppo alla fine ha cambiato idea, eravamo in prima fila con telefonini per cercare di riprenderlo, per strappargli un autografo. Poi ha cambiato idea perché doveva appunto iniziare a provare, quindi ci riproveremo magari sabato prima del concerto. Allora Viviana, rimani qua in zona con me, perché adesso mandiamo un altro contributo, ovvero sai che hanno ideato il cocktail Alba Chiara? Sì, al Tenda Bar. Quindi andiamo a vedere nella registrazione realizzata domenica dalla collega del Friuli Maria Lodovica Schinco come si prepara il cocktail Alba Chiara. Siamo qui al Tenda di Lignano Pineta con uno dei titolari, Paolo, che sta preparando un cocktail davvero speciale, perché la febbre per Vasco Rossi contagia proprio tutti. Questo cocktail infatti è stato ideato proprio per la presenza di Vasco col suo concerto tra pochi giorni a Lignano e si chiama Alba Chiara. Paolo, spiegaci tu che cosa stai facendo. Sto preparando l'Alba Chiara, non potevamo dare un nome diverso a questo cocktail del suo famoso disco, canzone, e sto preparando praticamente un cocktail a base di whisky, Rye Whisky, a base di amaretto di Saronno e a base di Sky Vodka, con
piccolo aggiunta di lime, spremuto di lime e zucchero liquido. Molto alcolico, potrei berlo anch'io che sono quasi astemia. No, direi che è equilibrato, direi che è un cocktail molto equilibrato. Chi lo ha provato, perché abbiamo fatto dei testing ovviamente prima, ha detto che è piacevole. Ecco. Benissimo, e si potrà bere qui per quanto tempo? Si potrà bere da domani fino al 26 di giugno, quando Vasco se ne andrà via da Lignano, diciamo. Ho capito, grande attesa, ci sono già fan venuti qui a frequentare il tenda se non ancora a provare il cocktail. Diciamo che in anteprima l'abbiamo già fatto anche se non era nella nostra cocktail list. Ho capito, successo? Direi di sì, per adesso sì, molta curiosità diciamo, dai. Innanzitutto, ma anche per le donne dicevi che non è tanto alcolico. Adesso te lo facciamo assaggiare, quindi capirai subito che è un cocktail adatto al pubblico femminile perché ha una freschezza e dolcezza data dallo zucchero, dal lime e dall'amaretto di Saronno. Ma si dovrebbe bere prima di pranzo o dopo cena? Dopo cena. Dopo cena. Quindi mi chiedono, prima del concerto o dopo il concerto? Io credo anche prima. Dalle 18 in poi diciamo, dai. Ok, prepararsi. Potreste farlo assaggiare anche a Vasco. Magari, glielo portiamo noi direttamente allo stadio Tegel di Lignano. Infatti, andrai al concerto oppure no? Purtroppo devo lavorare, anzi mi tocca lavorare, quindi direi di no. Peccato non vedere Vasco Rossi, però il suo cocktail potreste proprio farlo assaggiare. Se dobbiamo portarglielo abbiamo chi glielo porta, eh? Immagino. Grazie mille, con la menta vedo. Sì, per dare una generale freschezza, visto che siamo in estate, la menta direi che è il giusto binomio tra freschezza e dolcezza del cocktail. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi e i tuoi pensieri. Vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, solo per farti guardare. Addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi e i tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela coi libri di scuola. Ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Grazie, adesso proprio lo assaggiamo, grazie mille. Proprio fresco, quello che ci voleva dopo una mattina comunque di sole e per la sera ancora meglio. Grazie mille a Paolo, grazie agli amici del Tenda e buona visione di Vasco Rossi, che è sempre un piacere. Grazie a tutti.
Vasco Rossi, sentitelo, noi lo sentiamo benissimo, ci stiamo un po' scatenando qui nel parcheggio dello stadio Tegil con i miei ospiti. Vado subito a presentarvi Loris Salatin, che è il presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni. Con lui faremo una panoramica su Lignano in termini di accoglienza, ma parleremo anche di un altro evento, Easy Fish, legato appunto al concerto di Vasco. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i vostri telespettatori. C'è un ritmo bellissimo questa sera che sicuramente ti mette voglia di musica. È un bel evento quello di Vasco Rossi, sicuramente è un'opportunità per Lignano, fa conoscere Lignano, ci fa conoscere ancora di più Vasco Rossi. Abbiamo tantissimi fan che sono arrivati, ne abbiamo qua le tende che sono accampati fin da lunedì. Certamente ci ha fatto molto piacere che abbia scelto la nostra località per fare la sua tappa zero. Il contributo che ha portato è stato importante. La rassegna enogastronomica Easy Fish legata al concerto di Vasco, almeno nel weekend appunto vicino al concerto di Vasco, come si sviluppa? Ma qualcuno ha coniato questa settimana chiamandola la settimana del rock gourmet, cioè una settimana con un rock favoloso e altrettanto di enogastronomia riferita al pesce veramente importante, con cuochi stellati che si alternano negli show cooking e che ci faranno apprezzare in varie sfaccettature il nostro pesce dell'Adriatico. È una situazione importante. Oltre a questo abbiamo anche la prima edizione dello street food, per cui si alternerà tra lo show cook e lo street food, il cibo di strada. Un'occasione importante che invito di venire ad ascoltare Vasco Rossi, ma anche ad apprezzare la cucina che proponiamo questo fine settimana. Grazie per essere stato qui con me. Andiamo a seguire in diretta con l'ambientale le prove generali, perché si vede benissimo Vasco nel maxi schermo. Seguiamolo assieme. Ritorniamo qui in diretta, ci stiamo un po' scatenando seguendo le prove generali del concerto di Vasco, si terrà sabato proprio qui a Lignano Sabbiadoro, ma ci sono vari eventi a Lignano riguardanti appunto la musica. Noi parliamo con Simone Lorini perché domani a Lignano Pineta, in Piazza del Sole, ci sarà un evento particolare che si chiama Silent Party. Allora chiedo alla regia Pierangelo Butazzoni se ci può mandare non del contributo i 30 secondi che fanno riferimento a questo evento, poi ne parliamo con te. Devo spiegare le cuffie o... Eccoci qua, davvero una bella iniziativa questa, noi abbiamo visto il promo. Spiegaci un po' queste cuffie che cosa servono? Allora, a parte appunto l'evento si chiama Silent Party, è un evento silente, quindi non andiamo a dar fastidio a nessuno. La peculiarità di ogni cuffia è che può cambiare canale, quindi cambiando canale si ascoltano diversi generi musicali. Incontriamo il benessere, diciamo, il quieto vivere di un po' tutti i centri storici, quindi il cittadino che si vuole divertire, l'esercente che vuole aumentare i propri guadagni e soprattutto la persona che vuole riposare.
Diciamo che ad oggi sta andando molto bene, giriamo tutta l'Italia e domani per l'appunto siamo in Piazza Orsella qua a Lignano, una sosta del nostro piccolo tour. La prima volta a Lignano? Sì, prima volta a Lignano, previsione 1 migliaio di persone, misto tra ragazzi dai 16 fino ai 40, non abbiamo un target età, principalmente donne. Stranamente piace moltissimo alle donne. Ma come nasce questa iniziativa? Nasce in Inghilterra un bel po' di anni fa per combattere un problema di impatto acustico. Poi da là si è evoluto e è diventato un vero e proprio format. In Italia siamo noi i principali distributori e organizzatori dell'evento e stiamo programmando varie tappe, tra cui un Guinness mondiale che vediamo un po' se riusciamo a fare. Bene. Quindi a domani tappa a Lignano e poi dove andrete? La settimana successiva siamo un po' a tutto il nord-est, quindi abbiamo Jesolo, Verona, Padova, Noale, Cittadella, un po' da tutte le parti. Poi ovviamente ci stiamo spostando, Porto San Giorgio, Ancona, Pescara, Potenza, Taormina, un po' a tutte le parti. La scelta di appunto essere qui vicini a Lignano, subito dopo, anzi è in mezzo praticamente alle prove generali e al concerto di Vasco, è stata studiata appositamente? Non è stata studiata, è stata fatalità, una buona coincidenza, perché il tempo non ci ha concesso di svilupparlo la settimana passata. Quindi abbiamo bene da una parte, perché alla fine abbiamo una popolazione molto varia che arriverà dagli abitanti di zona, nonché quelli che vengono per Vasco. Bene. Magari se viene anche lui a fare un salto, sarebbe anche meglio. Domani noi siamo in diretta da Marano, lagunare, per la festa di San Vio e con collegamenti anche da Villa Manin per seguire il gran galà del calcio dilettanti. Io ti ringrazio, in bocca al lupo per l'iniziativa. Grazie a te e buon proseguimento. Grazie. Noi continuiamo a seguire in diretta le prove generali del concerto di Vasco Rossi. Prima abbiamo visto la preparazione del cocktail Alba Chiara con le riprese di Piero Govoni effettuate domenica, che ringrazio. E noi vi lasciamo adesso ad una rubrica, la rubrica di consueto sempre del giovedì delle colleghe Marta Rizzi e Valentina Viviani, la fattoria degli animali. Quindi vi lascio in compagnia delle mie colleghe e poi torniamo in diretta dallo stadio Tegil per proporvi ancora il live delle prove generali del concerto di Vasco Rossi. ai proprietari di animali. Oggi affrontiamo il tema di come scegliere il cane adatto a noi e quali accorgimenti seguire per non incorrere in brutte sorprese. Questo è un argomento estremamente scottante proprio in questo periodo, in questo momento storico, perché come vediamo dai giornali succedono un sacco di cose disdicevoli. Ci sono questi cani che arrivano dall'est, ci sono cani che vengono venduti nei parcheggi dei supermercati, ci sono cani che vengono venduti su internet. Ricordatevi sempre che il mestiere di allevatore è un mestiere molto serio e chi lo prende come tale vi venderà sempre un cane con un pedigree, perché solamente un cane che ha un pedigree può essere venduto come cane di razza. Nessuno vieta di vendere un meticcio, ma deve esservi venduto come meticcio. Quindi chiunque vi venda un cane di razza senza pedigree, in realtà, ahimè, vi sta truffando. Attenzione, come dicevo prima, a evitare gli acquisti incauti di animali che non vengano da allevamenti o da famiglie che si dedicano in maniera professionale all'allevamento o comunque che hanno delle cucciolate ben seguite, perché spesso sono proprio quei cani che arrivano dall'est di cui parlavamo prima e sono cani spesso privi di microchip. Ma questa non è nemmeno la cosa più grave, sono cani che spesso portano malattie infettive importanti, gravi e spesso a esito letale, e quindi ricordatevi che soprattutto sia ovviamente per il benessere del cane sia per il benessere della vostra famiglia rischiate di prendere un cane che potrebbe andare incontro a enormi problemi, se non addirittura alla morte. Scegliere un cane è una scelta estremamente consapevole, e prima di prenderlo dovete chiedervi se ne avete il tempo, se ne avete lo spazio, se in casa ci sono bambini o persone anziane incapaci di deambulare correttamente, perché ovviamente è assolutamente controindicato prendere banalmente un cane di grossa taglia in una famiglia dove ci sono persone anziane, per esempio.
Può essere utile venire preventivamente anche senza cane a consultare un veterinario? Assolutamente, è una cosa che purtroppo ancora pochi fanno, ma sarebbe importantissimo rivolgersi a un medico veterinario esperto in comportamento o a un educatore cinofilo che possono prendere in considerazione quella che è la vostra situazione familiare casalinga e darvi il consiglio migliore per partire nella migliore delle situazioni per crescere e accudire un cane per tutta la vostra vita. È importantissimo sapere dal punto di vista legale che ogni cane può essere ceduto per legge, c'è una legge che lo dice, solamente dopo i 60 giorni di età, e la stessa legge dice anche che il cane deve essere microchippato entro i 60 giorni di età. Questo significa che voi, se acquisterete un cane senza microchip, quel cane sarà ufficialmente illegale e quindi andrete incontro a possibili sanzioni, a possibili problemi. Quindi non esitate a dire a chi vi vende un cane senza microchip che c'è un problema, dovete saperlo, dovete dirlo, dovete segnalarlo. Vediamo allora come è fatto un microchip, come si applica e come si legge. Allora, questo è una siringa che contiene al suo interno il piccolo transponder che viene applicato sotto pelle al cane in una zona ben specifica che è il lato sinistro del cane tra la punta dell'orecchio e la punta della spalla. Il microchip viene applicato generalmente in cani svegli, solamente in rari casi di cani estremamente agitati, estremamente sensibili si può valutare eventualmente una sedazione o una piccola anestesia locale, ma è una procedura molto rapida con un ago molto tagliente, il che fa sì che entri velocemente, il dolore è minimo e comunque sopportabile da parte del cane. Quello che viene inoculato sotto pelle permette poi di identificare il cane tramite un oggetto che è un lettore di microchip che semplicemente passato vicino al cane sulla pelle nella zona indicata indica poi il numero del microchip che in anagrafe canina, ovvero banca dati regionale, andrà a corrispondere ai dati del proprietario. In questo modo, andando sulla banca dati regionale, i veterinari autorizzati possono andare sulla banca dati regionale, identificare il cane e, se si perde, fare in modo che torni a casa velocemente. Quindi informarsi bene, informarsi dal punto di vista legale, ma anche dal punto di vista della salute, della situazione della madre, della cucciolata, del luogo dove il cucciolo è cresciuto. Bene, con questo diamo appuntamento alla prossima pillola dal veterinario della Fattoria degli Animali e vi auguriamo buona serata. Ben arrivati a Zoe e Andrea Marusic, il nostro esperto di animali con cui oggi parleremo, faccio una piroetta, parleremo di come seguire, di quale comportamento deve tenere il cane in una passeggiata in un'area verde, quindi dall'arrivo e dalla discesa dalla macchina alla corsa libera all'interno del parco, giusto? Perfetto. Allora oggi se Zoe collabora, perché la temperatura è passata da 10 gradi a 29 nel giro di 48 ore, il nostro obiettivo sarà quello di fare una passeggiata mostrando come gestire nel mezzo della passeggiata il momento di libertà, come assicurarsi che il momento dello sgancio non corrisponda a un momento nel quale rischiamo di perdere di vista il nostro cane. Se riusciremo faremo anche delle attività di cui spiegheremo, delle piccole attività di cui spiegheremo il significato nel mezzo e con calma ci dirigeremo, dopo aver fatto tutto quello che è servito per far star bene la nostra Zoe, ci dirigeremo verso casa. Andiamo allora. Siamo qui ancora in passeggiata con Zoe e Andrea Marusic
Parlavamo del tipo di guinzaglio. Sì, allora, naturalmente la scelta del guinzaglio deve essere parametrata sul contesto, quello che andiamo a fare, se il contesto è cittadino, libero. Oggi la nostra scelta del guinzaglio sarà centrata su quello che vogliamo comunicare a Zoe, nel senso che utilizzeremo il guinzaglio come uno strumento per dire a Zoe le cose stanno andando bene, le cose non stanno andando bene. E quindi io comincerò a scrivere un patto tra me e Zoe che è fatto in questo modo. Più sei tranquilla e più la lunghezza del guinzaglio aumenta. Ne andiamo a vedere. Viviamo in live le prove generali del concerto di Vasco con il gran... Come si intitola questa? Un gran bel film. Allora vediamola assieme. Giratevi Ma non mi fido più. Era così. Ha sbagliato, mi sa. Vasco ha sbagliato, ha sbagliato pezzo. Le prove servono per quello. Da dove arrivate voi? San Giorgio di Nogaro. Codroipo. Vasco, Vasco, ole, 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 Vasco, Vasco. Qual è la vostra canzone preferita? Occhi blu. Occhi blu, come i tuoi. Esatto, è per quello. La tua? Un senso. È stata la colonna sonora del mio matrimonio. Il matrimonio è funzionato? Certo. Ha avuto un senso? Sì, un senso, sì. C'è anche mio marito. Dov'è tuo marito? Là. Ah, là dietro che ci sta filmando col telefonino, vedi? Ha un senso anche quello filmarci. Un senso. Elisa E e un questo? senso Thomas a casa. Bene, bene, complimenti. Grazie, grazie. Allora, adesso che siamo tornati in diretta, Vasco ha terminato, ha fatto una piccola pausa. Prima guardavamo assieme la rubrica, anzi voi la guardavate perché io da qua non riesco a vedere la rubrica delle colleghe Marta Rizzi e Valentina Viviani. Verrà riproposta la prossima settimana perché naturalmente vogliamo vivere il più possibile le prove generali del concerto di Vasco Rossi. Riprende Vasco e quindi vi lasciamo il live così sentiamo un po' di musica assieme in diretta.
assaggio alcuni contributi e abbiamo scoperto che a Lignano Sabbiadoro, in un locale, è stato ideato un altro cocktail dedicato a Vasco Rossi, non Alba Chiara, ma questa volta è Selli. Andiamo a scoprirlo assieme. Ci siamo spostati a Lignano Sabbiadoro in questa splendida location perché Lignano si sta mobilitando, anzi da giorni che si sta mobilitando per preparare vari eventi collaterali al concerto di Vasco Rossi. Qui domani sera si terrà un evento Aspettando Vasco organizzato da un fan club in particolare. Ne parliamo con Andrea. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno. Allora, abbiamo organizzato tutto quanto con il fan club di Caorle prevalentemente. Abbiamo circa un centinaio di prenotazioni a partire dall'aperitivo delle ore 19, compresa la cena delle ore 20. Alle 21:15 ci sarà una conferenza per vedere le migliori tournée di Vasco Rossi e poi dalle ore 21:30 comincia il concerto. Quindi mi raccomando, domani sera sarà una gran bella serata per tutti i fan di Vasco Rossi, aspettando naturalmente il concerto di sabato sera allo Stadio Tegel. Si parla tanto dei vari cocktail, che in particolare uno, Alba Chiara, di cui se ne è parlato tanto, ma scopriamo, grazie ad Andrea, che ce n'è un altro. Tu hai ideato un altro cocktail, che si chiama? Si chiama Selli. Pensato apposta per una delle più famose canzoni di Vasco Rossi, cercando un po' di recuperare quello che dice il testo. Comunque parla abbastanza dolcemente di questa donna e io ho cercato di metterci dentro tanta dolcezza e tanto amore. Non vuoi svelare niente di come è composto il cocktail? Posso solo dire che c'è dentro un sacco di rum. No, non è vero. È molto buono, dolce, aspro e amarognolo allo stesso tempo. Sono tutti gusti che tra di loro si combinano molto molto bene. E com'è nata l'idea di questo cocktail? È nata perché hanno inventato un altro drink che si chiama Alba Chiara e siccome noi non volevamo seguire troppo la massa abbiamo deciso di crearne un altro, appunto chiamandolo Selli come una delle più famose canzoni di Vasco. Bene, insomma alla fine ci si diverte, si beve dei buoni drink grazie a Vasco Rossi e grazie a tutti gli eventi collaterali legati naturalmente al concerto di Vasco Rossi. In questo momento noi siamo a Lignano Sabbiadoro fronte mare, quindi qui si può anche respirare l'aria di mare. Assolutamente, è uno dei posti più belli della zona, proprio in fronte mare. Il palco sarà appunto fronte mare e quindi oltre al bellissimo mare che c'è, i buonissimi drink, ci sarà anche un sacco di gente pronta ad aspettare Vasco sabato sera. Quindi per domani previste una centinaia di persone? Già prenotate abbiamo circa un centinaio di persone tra l'aperitivo e la cena, più ovviamente tutti quelli che si vogliono unire, non c'è nessun problema, possono venire dalla cena all'aperitivo come loro preferiscono. Grazie. Eccoci di nuovo in diretta dallo Stadio Tegel di Lignano Sabbiadoro. Qui ci si scatena. Intanto ecco, cantiamolo un po' insieme, dai. Che questo è il sesso, è rock and roll. Allora le ragazze, fateci vedere gli autografi che siete riuscite verso la telecamera, vediamo se riusciamo. L'autografo che vi ha fatto Vasco Rossi dietro proprio qui allo stadio mentre noi eravamo in diretta. Ecco, cosa ti ha detto Vasco? Ti ha detto qualcosa Vasco? Cioè mi ha salutato, mi ha detto ciao e dopo è andato dagli altri. Sì. Adesso lì non cancellerai più quello. Cercherò di non cancellarlo, cercherò. Ecco, anche tu fai vedere l'autografo, fallo vedere bene la telecamera a tutti i nostri telespettatori. Com'è andata con Vasco? Bene. Sei stata contenta? Sì. Bene. Andiamo da lui che è più grandicello, perché lui si è fatto autografare il cappellino. Eccolo qua. E poi anche qui. Sì. Che significato ha questo autografo per te? Tanto farò anche il tatuaggio. Ah, addirittura adesso? Sì. Da una leggenda. Ah, sì. Però. È stato emozionante incontrarlo? Sì, era da tanti anni che speravo di riuscire a incontrarlo. Ci sarai sabato al concerto? Minimo, ho già il biglietto in tasca, sì. Ho il biglietto in tasca. E tu che ti scateni? Tu che ti scateni verso la telecamera? Prima praticamente le cantavi tutte, quindi sei una grande fan. Sì. Mi piace tantissimo, siamo andati anche fino a Zocca.
Da lui? Da lui, fuori casa, però non l'abbiamo incontrato. Vedi, a Lignano però siete riusciti a farvi autografare Sì, il braccio. esattamente. Ma anche martedì l'abbiamo visto, che gli ha fatto il cappello martedì. E mi ha dato anche il bacio. Il bacio di Vasco Rossi, dove ti ha baciato? Sulla guancia, perché non voleva. Ah, perché siete fidanzati? Sì. Ah, non lo sapevo. Non sei geloso di Vasco? No, di lui no. Allora, rilanciamo il video di 40 secondi dell'arrivo di Vasco proprio dietro qui allo stadio. I fan sono riusciti a vederlo, noi eravamo in diretta da qui e quindi riusciamo comunque a proporvi il video dell'arrivo di Vasco. Davide, eccolo! Oh madonna, è lì con la camicia azzurra, il berretto nero. Con la camicia azzurra. Ciao Vasco! Eccolo! Sta facendo il film, ci sono qua! Vasco! Il telefono, che mi porta qualcosa. Eccoci qua di nuovo in diretta, vi lasciamo con il live delle prove di Vasco Rossi, ancora qualche minuto di live e poi ci saluteremo. Tra quanto devo chiudere? Queste le prove generali della data zero del Livecom 2016 di Vasco Rossi, una data importante, sabato 18 giugno in diretta dallo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro. Ci saremo anche noi, vi proporremo delle immagini nel telegiornale della domenica di lunedì e poi anche naturalmente a Telefriuli Estate lunedì a partire dalle 20:30, ma vi ricordo che domani saremo di nuovo in esterna con Telefriuli Estate a partire dalle 20:30, si partirà da Marano Lagunare per vivere assieme la festa di San Vio, poi ci collegheremo con il collega Daniele Micheluz che sarà a Villa Manina per seguire il Gran Galà del calcio dilettanti, il pallone d'oro curato dal collega Massimo Radina e poi saremo anche in studio con Marco Virgilio per un approfondimento su una trasmissione appunto curata da Marco Virgilio Meteo Weekend, quindi domani avremo questa triplice diretta dallo stadio non dallo stadio Friuli, io adesso sono allo stadio Tegil, ma sono un po' così, dopo un'ora e mezza di diretta da qua non è così facile
difficile chiudere. Domani saremo da Marano, da Villa Manin e dallo studio di Telefriuli. Io ringrazio Alessandro Galliera che dietro la telecamera non vedo perché sono accecata dalla luce. Ringrazio Pierangelo Butazzoni che è in regia per questa diretta, la prima diretta in esterna da Lignano Sabbiadoro. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio anche per le vostre foto, i vostri selfie che ci mandate sempre nella nostra pagina Facebook di Telefriuli Estate. Grazie per l'attenzione, vi lasciamo quindi ai vostri selfie e vi ricordo che domani torneremo in diretta in esterna con Telefriuli Estate. Grazie a tutti. So quel che faccio perché questo è voglio sesso da te. Cerco sai, mi voglio